problema della cimice asiatica sta ormai affliggendo l'intera penisola italiana e quindi anche la regione Veneto. Ma come ha fatto la sua comparsa, questo particolare tipo di insetto, al di fuori del suo continente d'origine? Beh, la prima notizia documentata l'abbiamo all'inizio degli anni 90 in America settentrionale. In Italia fa per la prima volta la sua comparsa nel 2012, in Emilia Romagna. La Coldiretti stima di avere tra il 25 e il 40% totale del raccolto. Sono oltre 1.000 gli agricoltori veneti che si appellano alla politica, da sgravi fiscali a indennizi per i frutticoltori. Sempre la Coldiretti, inoltre, chiede l'implementazione delle reti anti-insetto, mentre imprese e aziende agricole chiedono di poter liberare le naturali specie antagoniste, come ad esempio le vespe samurai. In genere, l'insediamento in un territorio di una specie alloctona comporta due tipi di eventi. Il primo tipo di evento è l'estinzione della specie, a causa della difficoltà che essa trova nell'ottenere fonti di sostentamento diverse. Il secondo evento invece è la libera proliferazione di essa, cioè una diffusione incontrollata a causa del fatto che non è presente sul territorio una determinata specie antagonista che ne limita la diffusione. In Asia, loro continente di origine, non hanno questo tipo di problema, poiché sono già presenti sul territorio determinate specie antagoniste, come le già citate vespe samurai oppure parassitoidi che infettano la larva ancora mentre sta nascendo, impedendone quindi la crescita. Per ulteriori informazioni puoi trovare sul sito www.veroneconomia.it. A presto!